Oggi c'è RadioRomaLibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org. Ecco, risuona una chiara voce e giunge anche nei luoghi più remoti. I sogni svaniscono, dall'alto scende Gesù. Così, cari bambini, comincia un inno che noi cantiamo nella Sacra Liturgia in questo tempo di Natale. Ecco, l'agnello viene a noi mandato per cancellare senza compenso i nostri debiti. Tutti, con le lacrime agli occhi, imploriamo il suo perdono. Gesù, l'agnello divino, mandato dal Padre, vieni a questo mondo per cancellare i nostri peccati. Il beato creatore di ogni cosa indossa il corpo della creatura. Il beato creatore di ogni cosa indossa il corpo della creatura per liberare con la sua carne la nostra carne e non dover condannare le sue creature. Il beato creatore di ogni cosa indossa il corpo della creatura, cioè si fa uomo. Il figlio di Dio si fa uomo. Per cosa? Per liberare con la sua carne, con la sua umanità, con la sua passione in morte, in croce, liberare che cosa? La nostra carne, cioè la nostra umanità. Molte volte la parola carne significa l'uomo. Quindi Gesù viene con la sua umanità a liberare l'uomo e non dover condannare le sue creature, perché senza l'incarnazione, senza questo mistero meraviglioso di un Dio fatto uomo, l'uomo Dio, senza l'uomo Dio, Gesù Cristo, non sarebbe stata possibile la salvezza. Senza Gesù Cristo non è possibile redimersi, non è possibile entrare in cielo. È Gesù Cristo, nostro divino Redentore, che ci apre la porta del cielo, del paradiso. Gesù dirà: io sono la verità, io sono la vita, io sono la via, il cammino. Nessuno può andare al Padre se non per mezzo di me. Ecco, Gesù si è fatto uomo per non dover condannare le sue creature. Nel casto seno di Maria entra la grazia celestiale e sotto il suo cuore la Vergine porta il gran segreto. Che bello questo! Beatus auctor seculi servili corpus induit, ut carne liberans, ne perderet quos condidit. Caste parentis viscera celestis intrat gratia, venter puele baiolat. Il seno, nel casto seno di Maria, entra la grazia celestiale. L'angelo ha annunciato a Maria: l'ombra dell'Altissimo ti coprirà e il figlio generato da te sarà chiamato figlio dell'Altissimo, il figlio di Davide. E quindi quando la Madonna ha detto di sì, fiat, sia fatta, pensate, nell'Antico Testamento, nella prima pagina della Sacra Scrittura, Dio comincia a creare il cielo, la terra, il mare, le montagne, gli uomini. E cosa è? Cosa dice il Signore? Qual è la parola che dice? Fiat.
fiat, sia fatta il cielo, fiat. Il cielo appare, sia fatta la terra e la terra appare. Quindi la parola usata è fiat. Adesso noi ci troviamo nella casetta della Madonna Nazareth, entra un angelo e annuncia un grande mistero. Non è la creazione del cielo e della terra, no, è il mistero di Dio creatore che si fa creatura, è il mistero dell'incarnazione, Dio fatto uomo. E di cosa abbiamo bisogno affinché questo mistero si compia? Abbiamo bisogno di un fiat, ma di un fiat detto da una creatura, da una donna, fiat. E la Madonna dirà il suo fiat, e dicendo il suo fiat si compie l'atto più grande della Trinità, si compie qualcosa che è molto più grande della creazione del cielo e della terra, cioè l'incarnazione del Figlio di Dio fatto uomo. Ecco la grandezza della Madonna e del suo fiat. Nel casto seno di Maria entra la grazia celestiale dello Spirito Santo e sotto il suo cuore, sotto il cuore immacolato di Maria, la Vergine porta il gran segreto. È il Verbo di Dio, la sapienza di Dio fatta bambino. Il seno di lei pudico diventa subito il tempio del Signore, tutta pura ed inviolata, essa concepisce il Figlio di Dio, lo genera col suo sangue. Sia gloria a Dio Padre e al suo unigenito Figlio con lo Spirito Santo nei secoli dei secoli. Che bel inno della Sacra Liturgia questo che abbiamo letto. È il grande mistero dell'incarnazione che nostro Signore compì per la nostra redenzione. E Gesù aveva bisogno, perché così aveva deciso, aveva bisogno della Santissima Vergine Maria. Badate, cari bambini, Gesù ha fatto tutto per mezzo di Maria. Gesù non esiste senza la Madonna. Gesù e la Madonna vanno sempre insieme. Gesù, volendo realizzare la nostra salvezza, ha mandato un angelo a chiedere il permesso, il consenso, l'approvazione della Beata Vergine Maria. Quindi Gesù si è fatto uomo per Maria. Poi Gesù vivrà 30 anni sotto l'autorità della Beata Vergine Maria. Gesù uscirà di casa per cominciare a predicare la verità del Vangelo col consenso di Maria, sempre per mezzo di Maria. E vi ricordate del primo miracolo di Gesù? Quando è stato il primo miracolo? Quando Gesù è stato invitato a una nozze in un posto, in una città, in un villareggio chiamato Cana. E allora anche la Madonna era presente in quelle nozze e poiché mancava il vino, Nostra Signora è andata a chiedere a Gesù un miracolo. E Gesù, sebbene ancora non fosse arrivato il momento di compiere miracoli, e Gesù ne ha fatto dei miracoli nella sua vita,
Allora Gesù ha dato una risposta che sembrava quasi un no, non è arrivato ancora, ma siccome la Madonna aveva chiesto a Gesù di fare un miracolo, Gesù ha anticipato, ha cominciato prima a fare i miracoli e quello fu il primo miracolo. Il primo miracolo che nostro Signore compì fu grazie alla preghiera, alla richiesta della Madonna. Ma se voi pensate bene, ancora quando Gesù non era nato, subito dopo l'annunciazione, la Madonna è andata a visitare Santa Elisabetta perché l'angelo San Gabriele aveva detto che Elisabetta aspettava anche lei un bambino nonostante fosse già anziana, e la Madonna è andata in fretta a visitarla per aiutarla. E quando Elisabetta, che era cugina della Madonna, sente la Madonna che la saluta, quando il saluto della Madonna arriva alle sue orecchie e lei capisce che è la Madonna che arriva, allora San Giovanni Battista, che ancora era in seno materno, fa un sussulto, fa un sbalzo di gioia, e in quel momento San Giovanni Battista fu purificato dal peccato originale e fu santificato grazie alla parola, al saluto della Madonna. Quindi questo è il primo miracolo spirituale di Gesù già nel seno di Maria, il primo miracolo che compì Nostra Signora, e la Madonna ogni giorno fa miracoli. Noi dobbiamo pregarla di più. Quindi cercate di onorare molto la Santissima Vergine ogni giorno, e specialmente con l'Ave Maria. Sia lodato Gesù Cristo. Oggi c'è RadioRomaLibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org.